Dopo il gravissimo fatto di Visinale degli Udrio, con tentata rapina e pestaggio, qual è lo stato di salute in tema sicurezza nel territorio? Il sindaco di Corno di Rosazzo, Daniele Moschioni. Ma sicuramente quello che è successo ieri mattina a Corno di Rosazzo è un fatto grave che non era mai successo in una cittadina tranquilla come la nostra. Sicuramente ci sono stati più di qualche furto nelle abitazioni, ma un'aggressione come quella di ieri proprio mi ha lasciato sconcertato, anche proprio per l'aggressività dei rapinatori. Mi permetta, quali soluzioni adotterete? Il mio ruolo sulla prevenzione e sulla sicurezza proprio per tutti i cittadini, abbiamo fatto degli incontri sia con l'Arma dei Carabinieri, che li ringrazio per il lavoro che stanno facendo, ma anche con la Polizia Municipale, proprio per mettere a conoscenza e mettere in attenzione, diciamo, i cittadini di Corno sulle eventualità che possono succedere sul territorio, vedi macchine sospette, avvertire, non aprire le porte, questo diciamo l'abbiamo fatto. In più si è investito anche 8 anni fa sulla videosorveglianza su tutto il territorio. Dunque, signor Sindaco, prevenzione sì, ma senza facili allarmismi. Sicuramente non bisogna fare allarmismi, però quello che mi sento di dire ai miei cittadini, ma non solo ai miei cittadini di Corno, tutti i cittadini del territorio friulano e non solo, è quello di avere una massima attenzione su quello che succede sul territorio e nell'eventualità ci sia, come dicevo prima, qualcosa di sospetto, avvertire le forze dell'ordine. Moschioni, lei è anche segretario provinciale della Lega Nord Friuli. Se io le dico operazione Mare Nostrum, lei cosa mi risponde? Guardi, mi lascia sconcertato perché, devo essere sincero, quando vedo alla televisione questi poveri cittadini d'oltreconfine che entrano in Italia e che rischiano la vita, giro canale, devo essere sincero che giro canale perché sto male, perché noi della Lega non abbiamo mai detto che i cittadini stranieri non devono entrare nel nostro paese, devono entrare, devono avere dignità, devono avere un posto di lavoro, ma soprattutto un posto dove dormire e anche l'assistenza sanitaria. Entrando tanta gente così purtroppo non si riesce a avere il controllo e poi li vediamo sulle strade la maggior parte delle volte a mendicare oppure hanno il tempo a pensare per fare qualche atto criminoso. Quindi mi trovo in difficoltà e sicuramente io credo che i nostri politici italiani su Mare Nostrum, quando vedono questa povera gente che muore nel mare e addirittura si sa benissimo che muoiono anche nel deserto per fare le traversate, dovrebbero mettere una mano sulla coscienza e pensare se fosse un proprio caro su quelle barche e vedere come ragionano. Io direi che Mare Nostrum va beccato subito, ma non dobbiamo lasciarli povera gente, lasciarli a se stessi, ma dobbiamo cercare di aiutarli a casa loro, perché non devono rischiare la vita, soprattutto quando si tratta di bambini e di donne. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per venerdì 25 luglio. L'evoluzione è in parte incerta. Probabilmente avremo cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio temporale, specie sui monti e sul Carso. Qualche isolato temporale potrebbe interessare anche la pianura. Sulla costa potrebbe prevalere il cielo poco nuvoloso, specie dal pomeriggio. Venti di brezza.